Oggi si parla di Costituzione, radici, sviluppo, prospettive. L'iniziativa è fatta dall'ANPI anche in presenza dei vertici nazionali. Com'è questo momento di incontro e di colloquio qui al Gallo con gli studenti? Sì, è un incontro sulla Costituzione, è un momento in cui credo sia necessaria una riflessione sulla nostra Costituzione, sulla base delle proposte che in questo momento sono in circolo, e che da una parte l'autonomia differenziata che si scontra con l'articolo 3 della Costituzione perché divide il Paese e perché trascura le zone, si propone di trascurare le zone più povere del Paese, mantenendo al nord tutto quanto le tasse rendono a quelle regioni. Ora, questo elemento già rompe la solidarietà del Paese, per noi è assolutamente incostituzionale, si impatta contro l'articolo 3 della Costituzione. Poi vi è aperta nel dibattito questa proposta del premierato, con la elezione diretta del Presidente del Consiglio e addirittura del Parlamento, che rompe l'equilibrio istituzionale. Prima di tutto incide sulle prerogative del popolo sovrano che elegge il Parlamento e che è delegato a tutto quello che c'è, perché poi il Parlamento elegge anche una parte della Corte Costituzionale, elegge il CSM, elegge il Presidente della Repubblica. Il tutto con un delicato equilibrio che verrebbe rotto perché mette avanti solo una carica che viene tolta al Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica poi come emanazione del Parlamento e del Paese è quello che deve fare il capo delle forze armate, che presiede il CSM e allora tutto questo equilibrio si rompe. Ora naturalmente la Costituzione è nata per unire in un momento difficile del Paese, quando c'era la guerra, e i costituenti allora proprio con grande senso di responsabilità e con tutta la generalità e la cultura che avevano in quel periodo riuscirono a dare risposte unitarie, perché misero d'accordo tutto il Paese e tutti i poteri e diedero la possibilità ad ognuno di avere delle libertà purché non si scontrasse con la libertà degli altri. A tutti la possibilità di decidere, ma di decidere con una sintesi, perché tra contrari e favorevoli poi alla fine c'era l'obbligo della sintesi, e in questo è andato avanti e è cresciuto il nostro Paese. Rompere questo equilibrio porterebbe il Paese a un'avventura. Noi non vogliamo andare verso questa avventura. Ecco, un momento importante oggi parlare di Costituzione davanti ai ragazzi, in un momento in cui la si vuole modificare questa Costituzione. Il problema, a mio parere, a parere anche dell'ANPI, il problema più importante è quello di far conoscere ai ragazzi quali sono le radici di questa Costituzione, su quali valori si fonda, in modo tale che conoscendo il passato è possibile interpretare il presente e costruire il futuro in maniera estremamente consapevole, legandoci a quelli che sono i valori fondanti della Costituzione. Sì, innanzitutto con gli studenti, con i giovani, e ricordo il discorso di Piero Calamandrei a Firenze ai giovani, perché lui sapeva che i destinatari ultimi di quel sistema di valori che rappresentava pluralismo e verità per un paese che veniva dal ventennio fascista e dalle difficoltà che erano proprie di relazioni soprattutto tra nord e sud, sapeva bene e sappiamo bene noi oggi che gli ultimi necessari destinatari di questo messaggio sono i giovani. Quindi innanzitutto i giovani, per capire bene quel sistema valoriale che ci tiene uniti, in nome di un nuovo umanesimo, in nome di un bisogno reale di comunità e un bisogno reale di unità di intenti in una società evidentemente degradata. Però ci diceva anche Calamandrei che la Costituzione è una macchina nella quale se non mettiamo il carburante si ferma, ha bisogno di camminare, è una locomotiva. E noi siamo qui oggi indegnamente per farla camminare questa Costituzione, per fare in modo che non rimanga ferma o addirittura che arretri rispetto a quel sistema di valori e i principi che sono alla base di essa. Ecco, noi come ANPI abbiamo idea che le prospettive di cambiamento
della Costituzione nella sua seconda parte di fatto possano intaccare quella prima parte dei principi fondamentali. È un pericolo che non vogliamo correre e perciò cerchiamo di approfondire, di analizzare, di studiare per essere utili a quel sistema di valori originario perché non venga messo in discussione oggi.